Buongiorno a tutti, oggi è sabato, mi sono già mezza preparata perché vado via, vado, oh mamma mia, vado a prendere un po' di prosciutto, un po' di piadine, vado a prendere qualcosa da mangiare, però vado solo fino a Tai di Cadore, quindi alla EO, perché non ho voglia di andare fino al Lidl perché è più lunga la strada e non ho voglia di guidare. Volete vedere un altro acquisto? Questo è un acquisto di Wish, ecco, la bottiglietta. Adesso inizio a chiudere qualcosa e la coperta penso di non metterla fuori, l'altra punta, perché non so che cosa succede qua quando me ne vado da casa. Panna appena vomitato. Devo pulire, aspettate. Eccomi, ho sistemato tutto. Ecco, devo mettere solo la lavatrice, mi stavo già dimenticando. Devo prendere il CD che ho fatto per la macchina. Ieri mi sono fatta il CD. E mi sono messa un tatuaggio di quelli finti. Ah, che carino. Mi è arrivato il pacco Avon ieri perché ho rifatto Avon, vi ho detto che facevo per mia mamma e mia nonna. Io mi sono presa solo la matita nera, quella della Glimmer Stick, che mi trovo strabene, e stavo usando quella della Essence che non mi piace tanto. Oggi i capelli li lascio normali, così se no magari li tiro fuori, ma oggi i capelli li lascio giù normali. Sono tanto rovinati qua dietro, però sono meglio degli altri giorni perché ho fatto la maschera nuova. Questa la vedrete nel video. Arriverà un video acquisti la prossima settimana, cioè forse l'avrete già visto. E questa maschera qua, alla camomilla, pappareale e germe di grano. Faccio una lavatrice, così nel frattempo che sono via da casa si va e finisce anche. E poi volevo pulire casa oggi. Devo passare l'aspirapolvere, le bottiglie, sono cadute le bottiglie, aspettate. Vi appoggio qua, ovviamente, come sempre. Io vi appoggio sempre sulla lavatrice, che da là non cadete. Perché ho le bottiglie vuote per dare acqua ai fiori. E ieri sera non avevo più voglia di riempirle, quindi sono rimaste vuote. Allora, io uso sempre la mia solita ecodose e lavo le lenzuola, poi se in caso, se qua non posso stenderle, andrò su dai miei a stenderle. Mi sa che vado, le finestre le ho chiuse. Ho appena visto una cosa con la coda dell'occhio. Qualcuno si è nascosto sotto l'altra punta. Pepe, qua sotto ci dovrebbe essere Pepe, infatti è qua sotto. Non so dove, come ha fatto entrare, dove si è nascosto. Eccolo là. Eccolo. Adesso dobbiamo lavare anche l'altra punta, messa per terra, che per terra non è pulito. Ho dovuto cambiare la canottiera. Ci sono i gatti che fanno devo pulire gli occhiali. Ho cambiato canottiera perché l'altra mi si arricciava troppo, era troppo grande per me. Mi dispiace, ma non mi sentivo comoda. E io se vado via non mi sento comoda, torno a casa, E mi serve anche una borsa. Oh, devo ricordarmi tutte queste cose, va bene. Ma mi pulisco sti occhiali e poi ci vediamo dopo. Arrivata, ho trovato parcheggio solo qua all'inizio perché è tutto pieno. Adesso mi bevo un po' d'acqua. Mi sono comprata questa apposta per portarmela dietro perché le bottiglie, quelle di plastica, bottigliette solite, quelle che si comprano, dopo un po' puzzano, non si possono riutilizzare più di tanto, e quindi mi sono comprata questa apposta, che questa è da 550 ml. E sì, adesso devo pensare. Boh, vado, prendo quello che mi serve, esco e vado a casa in velocità. Sono praticamente meno 10 alle 10, quindi cerco di fare tutto in 20 minuti, forse mezz'ora esco da questo negozio, perché c'è un casino tremendo. Sono arrivata a casa, allora sono stata sì alla EO, poi sono venuta a casa, ho svuotato la macchina, ho fatto una borsa di spesa, ho scaricato la spesa, l'ho messa via subito perché c'era roba che andava in frigo, ho preso un po' di frutta giusto per questi giorni, poi dopo
Sicuramente la farò fuori, se fa così caldo come oggi me la mangerò tutta io praticamente. E dunque adesso preparo tutto per pulire, infatti ho già qui il pronto con lo straccio. Qui nel forno ho lasciato il mio pollo allo spiedo che è per stasera, invece adesso faccio pasta. Volevo fare pasta fredda, mi sono dimenticata di comprare i pomodori. Datemi delle idee per fare la pasta fredda. Io di solito metto la mozzarella sicuro e poi metto i pomodori, perché mi piace il gusto mozzarella pomodoro, come la caprese, ecco. Faccio lo stesso, solo che ci metto la pasta. Solo che è sempre quello alla fine, non è che posso farlo 20.000 volte. E quindi vi appoggio allo Scottex e quindi mi serve il sale. E insomma, datemi delle idee qua sotto nei commenti, se volete, non vi obbligo. Ecco, devo mettere il sale nell'acqua. La mia bottiglia ha fatto il suo dovere, Sì. È una bella soluzione questa qua, veramente. E l'acqua sapeva d'acqua, non sapeva da bottiglia di plastica. Sono sul pavimento del bagno, sul tappeto, che risponde ai messaggi del video. Oh mamma mia. Vorrei tanto dirvi quello che è successo, non posso. Però insomma, io non, per sentirmi dire quelle parole io non ho fatto niente di sbagliato, assolutamente niente, veramente, anzi io ero e sono nella ragione, punto. Dunque, adesso sì, ho anche la finestra aperta di là. E adesso mi cambio, mi metto il costume e vado. Quanto mi piace sto colore, bello, mi piace proprio. Vado su dai miei perché devo andare a ritirare la biancheria che ho steso lassù e quindi, scusatemi, e quindi qua ho steso prima, lassù ho altra biancheria, ma lassù si asciuga prima che qua, perché c'è sole già dalla mattina, qui non ho sole la mattina. Non vi ho detto, ieri è crollato un pezzo di montagna, non so se l'avete sentito sul telegiornale da qualche parte. Il Monte Pelmo, dove sono andata a fare la gita, che vedrete il video insomma più in là in agosto. Praticamente ieri si è staccato un pezzo dalla cima della montagna e si è frantumato durante il percorso, ha fatto un gran nuvolone. Pensare che succedono queste cose quando vai in gita è un po', cioè non ci devi pensare, perché se tu pensi oddio magari mi cade una roccia in testa, tu non ti muovi, non esci neanche di casa. Però mi ha dato da pensare anche questo, e sì, che quando si va in gita non si sa mai cosa può succedere veramente. Dunque io adesso sono in canottiera e mutande perché ho pulito casa, ho passato l'aspirapolvere, di conseguenza avevo un caldo terribile e adesso ho i gattini, uno qua, Pepe, ho messo anche le lenzuola pulite e Panna è di qua. A lei piace dormire proprio così, è rilassata. Io non so se vi ricordate, ma quando vi dicevo che non poteva neanche muoversi, che Pepe la attaccava, adesso è rinata Panna, è rilassatissima, si distende dove vuole, fa di quelle dormite senza avere il pensiero di avere Pepe che la attacca. Veramente la vedo molto molto rilassata e anche Pepe è molto rilassato, devo dire. Veramente molto rilassato. Sì, oddio, mi vedete in mutande e niente di sconvolgente. Va bene, il piccolo non so dove si è messo. Ah, sarà andato fuori a dormire perché prima era fuori, solo che ho passato l'aspirapolvere anche in poggiolo. Ah no, è là, ecco. E quindi è dovuto scappare tutto di corsa. Va bene, adesso vado perché sennò sto qui, mi metto il costume. I miei oggi tagliano l'erba e quindi io vado a rastrellare il prato. Do sempre una mano quando fanno questi lavori, ma proprio perché mi piacciono i lavori manuali così e quindi do sempre una mano. Anche perché, sì, vi ho detto, devo ritirare la biancheria su, perché devono tagliare l'erba, quindi dà fastidio. Ecco, ho fatto tutto, sono contenta. Yeah.
Fa caldissimo, questa è la mia tenuta da giardinaggio, costume. Mamma mia, se è caldissimo sul serio. C'è molta afa oggi rispetto ai giorni scorsi, c'è proprio caldo, è estate. I giorni scorsi ha fatto un po' più fresco. Adesso devo finire ancora questo pezzo qui davanti, dalla via a venire in qua. E poi ho finito. Finito. No, non è vero, c'è ancora da fare. Va bene, mi faccio sentire dopo. Ciao ciao. Finito. Sono rossissima. Non so se è il caldo, se mi sono bruciata la faccia. Volevo farvi vedere dove è scesa ieri la frana insomma. Sì, dove si è staccato un pezzo di montagna. E visto che si vede al momento. Quella scia che si vede lì è dove è scesa praticamente, ma non si vede molto, ecco. Basta, io non faccio più niente oggi. Beh, ho fatto abbastanza, Comunque, mi sono riposata, mi sono seduta sulla sedia, mi sono riposata fino adesso e sono ancora rossa, quindi penso di essermi un po' abbronzata. Ho risposto a un po' di cose nel frattempo, solo che mi è arrivato il sole anche qui sulla sedia e quindi adesso mi sposto di nuovo. Stasera abbiamo il pollo allo spiedo con le patate. Forse adesso si vede meglio perché non c'è il sole. Ecco, con la scia che vedete. Buongiorno, oggi è domenica, io mi sono svegliata presto, alle 7 ero già in piedi perché ho sentito un rumore, sì che non sono più riuscita, cioè mi sono proprio svegliata di colpo e quindi non sono rimasta a letto oltre, ecco. Mi sono messa a fare un lavoro al computer, ce l'ho già acceso, mio amoroso è appena andato via, adesso ho limato un attimo le unghie e mi metto lo smalto trasparente, quello fortificante, o quello che ho insomma, ce l'ho sia con le vitaminico sia fortificante. Adesso di solito uso questo qua della Bottega Verde, crescita unghie con complesso multivitaminico, e infatti sì, è a metà questo. Se no uso c'ho anche, aspettate, questo qua, sempre Bottega Verde, trattamento indurente per unghie fragili, anche questo l'ho usato parecchio, si vede e basta. Questo qua non mi è mai piaciuto, il top coat, veramente. Vi ho detto, io stradoro questo qua di top coat, veramente vado a Dio questo. E non so che smalto mettere, ma non so neanche se metto smalto oggi. Metto quello trasparente e poi non lo so. No, questo. Alla fine ho ucciso un casino di ragni perché avevo le finestre piene. Veramente, ho aperto gli scuri, era pieno di ragni ovunque. Il mio incubo, ecco, si è... cosa? Devo installare una cosa nel computer perché ho appena fatto il download di un programma e devo anche fare le anteprime, però adesso devo fare anche colazione. Sono già le 8:15, cioè dalle 7 che sono sveglia non ho combinato niente. Stamattina sono da sola, pomeriggio c'è anche Franz, quindi non so cosa facciamo, se andiamo come domenica scorsa in Malgacciauta a mangiucchiare qualcosa, non si sa. È tutto un punto di domanda gigante, ecco. Ok, prima avevo messo lo smalto trasparente sulle mani, no? Solo che avevo fatto uno strato troppo grosso e poi ho fatto altre cose, si è rovinato tutto, già quello trasparente, quindi forse non è la giornata per mettere lo smalto, di solito lo metto la sera infatti,
però adesso l'ho messo sui piedi, solo quello trasparente. Almeno sui piedi dovrei riuscire a farlo asciugare, forse. Mi sono preparata un caffè latte gigante fino a qui praticamente, e oggi sto attenta che Panna non me lo freghi perché sapete com'è fatta. Quasi quasi io vorrei mettere lo smalto bianco. Colgo l'occasione per ringraziare ancora Alberto e Miriam, conosciuti su Instagram, e grazie per quello che mi scrivete sempre, mi aiuta molto. E adesso ha finito di installare. Ah no, mi pareva strano che avesse finito. No, devo accedere. Vabbè, ci vediamo più tardi. Ieri non ve l'ho detto, ma ieri mattina mia mamma ha prenotato per me e per lei per la parrucchiera. Vi ho detto nel video che è uscito oggi, che è domenica, vi ho detto che non sarei andata adesso alla parrucchiera, avrei aspettato ancora un po' e nel frattempo avrei fatto la maschera della Schulz, eccetera. Però invece ieri abbiamo prenotato e mercoledì mattina andremo dalla parrucchiera e mi faccio rasare, visto che ci sono. Che non so se lei beh sì, sono da rasare in ogni caso perché sono già lunghini. E voi direte, ma sei matta, non sono lunghi? Per me sono lunghi. E poi mi faccio tagliare questi perché non hanno più una forma, sono molto rovinati, visto che ho fatto anche la decolorazione. E sì, la maschera ho visto che funziona, mi è piaciuta molto, però comunque sono proprio da tagliare, la maschera non serve se sono proprio rovinati da tagliare, insomma. Sono le 11:45, ho fatto quello che dovevo al computer, però mi toccherà rifare perché non sono convinta, ho preparato le anteprime dei video ma non mi convincono per niente, quindi le rifarò. Poi devo anche lavare i capelli, ma penso di lavarli stasera. E un'altra cosa, adesso appunto è quest'ora, tra un po' mangeremo piadine con dentro salsa rosa e prosciutto e insalata. E un'altra cosa ancora, ho messo lo smalto bianco, bello bianco, l'ho messo anche sui piedi. Ecco, sui piedi devo ancora sistemarlo, non l'ho ancora, non ho ripulito i contorni. Invece sulle mani sì, tanto non le mette mai a fuoco, sì, più o meno, insomma, ho cercato di metterlo il meglio che riuscivo. Perché Panna, il bianco è difficile da stendere. Panna, non ti metta a fuoco oggi. Eccoti. Panna? Ehi, buttichina, ma che bella che sei. Comunque, sto svuotando il cestino, ecco, appena finito di svuotarsi. E io ho perso tutta la mattina a computer alla fine, sapevo che andava così. Adesso mi sistemo lo smalto sui piedi, tolgo le sbavature e poi inizio a preparare la tavola e basta. E Panna è qua sotto, vuole mangiare come sempre. Buongiorno a tutti. Panna ha deciso che sta lì e si lava. Peppe invece qui. Oggi piove, lunedì, e io sono qui per chiudere il weekly vlog, il vlog di sabato e domenica. Lo chiudo oggi perché ieri pomeriggio poi sono stata a computer veramente tutto il pomeriggio e ho guardato tanti video anche di canali che non sapevo neanche esistessero. Hanno preso la piega, erano ancora umidi che sono andata a letto. Ho rifatto la maschera e veramente mi piace. Comunque niente, volevo chiudere il vlog, mi dispiace di non averlo continuato, ma avevamo intenzione di andare a cenare fuori. Poi alla fine era anche, c'è tanto traffico adesso e andare a mangiare fuori è sempre un po' un problema. Volevamo andare fino a Misurina, solo che poi io dovevo ancora prepararmi e tutto, era tardi, veniva tardi, troppo tardi, e quindi bisogna prenotare ormai questa stagione. E quindi siamo rimasti a casa ieri sera. Va bene, io vi saluto e inizio il weekly vlog. Non so se questa settimana farò il vlog sabato e domenica, dipende come mi gira a me. Nel caso ci ritroviamo in quello, altrimenti solo nel weekly vlog. Ciao!